Eccoci qua, buonasera, benvenuti in questo angolo di paese. Siamo proprio davanti alla chiesetta di Santa Caterina, giusto per gli ospiti che vengono da fuori. Mineo verso la fine dell'Ottocento contava circa 32 edifici sacri. Oggi ce ne sono molto meno, cerchiamo di farli rivivere anche attraverso questi momenti di confronto, questi momenti culturali e di contenuti che spero siano interessanti e coinvolgenti per tutti. Questa sera abbiamo ospite Mattia Grigolo con il suo romanzo La Raggia, una lettura coinvolgente e sconvolgente, perché pensi di essere di fronte a un romanzo qualunque, almeno io l'ho approcciato in questo modo, proprio perché volevo fare una scoperta, perché se avessi letto qualche recensione da qualche parte già mi avrebbero svelato una cosa fondamentale. E questa cosa importante è fondamentale anche la struttura di come è appunto costruito il romanzo. Allora, iniziamo col conoscere Mattia. Io e Mattia non ci conosciamo, è la prima volta che ci vediamo. Perché scelgo i miei ospiti, i nostri ospiti, attraverso il racconto che mi fanno gli altri. In questo caso l'artefice è stato Loris Rizzo, ed eccoci qui. Adesso poco per volta lo scopriremo insieme, non del tutto, perché chiaramente il resto lo dovete fare voi, poi leggendolo, è chiaro. Mattia, raccontaci di te. Ok, intanto vi ringrazio, sono molto felice di essere qui, anche perché non venivo a Catania da tanti anni. Ci sono stato una volta sola e saranno stati 15 anni fa, quindi a Catania, poi in Mineo non ci sono mai stato, quindi ti ringrazio anche per questo, perché mi hai fatto conoscere un posto veramente incredibile. Io vivo da 10 anni, sono lombardo, sono nato in Lombardia, metà della mia famiglia è campana, soprattutto mia nonna, e da 10 anni quest'anno vivo a Berlino, e a Berlino è cambiata un po' la mia vita, insomma, prima lavoravo nella discografia, quindi lavoravo con la musica, diciamo, in un'etichetta discografica. Quando sono andato a vivere a Berlino ho iniziato a lavorare come giornalista e poi ho fondato un hub creativo che si chiamano Le Balene Possono Volare, che è appunto un hub creativo in cui io insegno da anni, ormai da circa 7-8 anni, insegno scrittura creativa e organizzo anche altri laboratori che sono di fotografia, tra l'altro Loris, con il quale poi ho fondato Rivista Eterna, di cui dopo parleremo ovviamente. Anche Loris ha fatto dei miei laboratori di fotografia, ho fatto laboratori di teatro, faccio tuttora laboratori di teatro, canto, insomma, per italiani a Berlino, perché ci sono veramente tanti italiani a Berlino come me. E a un certo punto ho fondato un magazine di approfondimento che si chiama Janez, insieme a un reporter di guerra che anche lui abitava a Berlino, che tra l'altro è siciliano di Messina, si chiama Mauro Mondello, e che è andato molto bene perché era in italiano con base a Berlino, ma non parlava solo di Germania, diciamo, parlava di tutto il mondo in uno stile di approfondimento, quindi con articoli long form molto lunghi, quindi era l'esatto opposto di quello che si stava iniziando a fare con il giornalismo, che adesso è ovvero il flash, no? I pochi minuti. Noi abbiamo fatto una cosa completamente diversa, ovvero quando tu ti ci mettevi a leggere il nostro giornale, il nostro magazine, dovevi leggere per tanto, devi starci attaccato molto. E invece dall'anno scorso, così intanto la introduco, dall'anno scorso ho fondato io Rivista Eterna, che invece è una rivista letteraria. Dopo ne parleremo meglio, però è una rivista letteraria che si consumerà in soli 3 numeri.
è uscito il primo numero di cui parleremo, e adesso siamo in fase di faremo uscire a breve, spero intorno a novembre, il secondo numero, e poi ci sarà un altro numero e poi la rivista chiuderà. Queste più o meno sono le cose che ho fatto a Berlino, e queste sono. E poi vabbè, poi ho scritto un libro. Appunto, cosa rappresenta la scrittura per te? Tanto, cioè nel senso è la mia vita fondamentalmente, perché è un qualcosa su cui ho basato tante delle mie aspettative, tanti dei miei sogni, e fin da quando sono ragazzino c'è stato un momento preciso che racconto sempre. Sono sempre stato un adolescente molto vivace, anzi da prima, sono stato un bambino molto, molto vivace, che aveva, questo è vero perché se parlate con i miei genitori si mettono le mani nei capelli, quello che ho combinato quando ero un bambino, sono fatto male dappertutto, cioè combinavo e non riuscivo ad incanalare poi, no, l'energia. Questo me lo sono portato avanti poi per tanti anni, fino a quando in prima o seconda media, non ricordo se era la prima o seconda media, venne una nuova professoressa di italiano, quindi la seconda, venne una nuova professoressa di italiano, e il primo giorno che entrò ci diede da scrivere un racconto, e disse solo questo, disse: scrivete. Io dicevo: oh, che palle, mi metto a scrivere questa storia, per la prima volta mi approcciavo a una storia, no? Al raccontare una storia super acerba, onestamente non ricordo neanche più che cosa scrissi. E il giorno dopo la professoressa ritornò in classe, disse cose rispetto a quello che avevamo scritto. Finita l'ora di italiano, prima di uscire lei mi chiamò alla cattedra e mi disse: tu devi continuare a scrivere. Io chiaramente, come al solito, il ragazzino piccolo, dico: oh, io voglio giocare a pallone, io voglio fare questo. E lei mi disse, poi dopo che passarono anni in cui io già scrivevo, in cui mi ero completamente proiettato in quella cosa, lei mi disse: io non ti dissi quella cosa perché tu eri bravo a scrivere, cioè quello che avevi scritto era una cosa positiva, era bella per l'età che avevi, ma avevo capito che dentro lì tu buttavi fuori la tua energia, ti sfogavi, no? Quindi quella era la mia valvola di sfogo. La scrittura, quella è stata per tutti i miei anni la mia valvola di sfogo, lo scrivere. Il mio diventare giornalista era perché volevo scrivere, il mio iniziare a fare narrativa era perché volevo scrivere. Quindi ha un valore veramente importante per me, cioè mi libera scrivere. Quando e perché ti trasferisci a Berlino? Nel 2013 lavoravo nella discografia, come ho detto prima, lavoravo in una casa discografica. Negli ultimi anni, 2 anni, 2011 e 2012, le case discografiche in Italia, soprattutto quelle indipendenti, quindi tolte le major, la Universal, la Sony, la BMG, che poi si mangiavano tra di loro, caddero praticamente, perché con l'avvento di Napster, lo streaming, l'illegale, andarono molto in difficoltà. E quindi io passai gli ultimi 2 anni, e avevo 28-29 anni, passai gli ultimi 2 anni a lavorare in un ufficio in cui entravo alle 9 del mattino e uscivo alle 7 di sera, con un'ora di pausa pranzo, in cui era l'inferno, nel senso mandavamo 3 mail in tutto il giorno, non facevamo niente, facevamo solo riunioni in cui si diceva quanto stavamo andando male, c'era sempre quel fantasma dietro del guarda che qua chiudiamo, io avevo 28 anni, mi sono sentito male, cioè a un certo punto non sapevo più, cioè mi dicevo: ma io che cosa sto facendo, perché entro in un ufficio e sto qui dentro a 28 anni, sto qui dentro per 8 ore della mia giornata senza poter esprimermi, sempre poi collegato a quell'altra cosa
che ho detto prima. A un certo punto stavo talmente tanto male che ho detto io me ne devo andare, cioè devo mollare. Quindi andai da quella che allora era la mia fidanzata e tra l'altro nei mesi precedenti, tipo 3 mesi precedenti, avevo questa paranoia in testa, adesso ci lasciamo perché io me ne vado via, sì ovviamente, adesso ci lasciamo perché io vado via, oppure dicevo, Dio adesso devo fare questa cosa, la storia a distanza, non riusciremo a durare, ero molto innamorato di lei, e tant'è che stiamo insieme ancora adesso, abbiamo un bambino, siamo sposati. E a un certo punto andai da lei e le dissi guarda che io non ce la faccio più, me ne voglio andare via, voglio andare a Berlino, che era un posto che tra l'altro piaceva a entrambi, ci andavamo spesso, e quindi io lì preparato a ok, adesso devo affrontare questa cosa terribile. Lei mi guarda e mi fa va bene, andiamo. Io dico così bloccato. Quindi nel giro di 6 mesi mollato tutto, mi sono licenziato, lei ha mollato il lavoro suo e siamo andati a Berlino, abbiamo venduto la 500 sua, abbiamo guadagnato 5.000 euro e con quelle 5.000 euro abbiamo i primi mesi siamo sopravvissuti a Berlino e poi piano piano tutto quello che è venuto dopo. Mentre Mattia parla e gesticola, ho visto che c'è scritto Ehi Mattia. Questo è uno degli ultimi che ho fatto. Ma lo hai scritto, ogni tanto lo vedi e richiami te stesso? No, in realtà è un gioco tra me e il mio migliore amico, che è il mio tatuatore, e che lui mi dice sempre, quando mi chiama non mi chiama Mattia, lui mi dice ehi Mattia, fa sempre così. E allora un giorno ero da lui che mi dovevo tatuare qualcos'altro che non mi ricordo cosa, e gli ho detto, oh, ma tatuami ehi Mattia. Sì, facciamo. E allora c'è questo. Una curiosità nata sul momento. Ci addentriamo nel tuo romanzo. La prima scoperta è stata appunto L'Esergo di Giovanni Verga. Dovevi per forza arrivare qui in un modo o in un altro, no? Perché è un romanzo che si intitola La Raggia e L'Esergo recita da pure un'occhiata a quella povera bestia passando, l'ho mezza rovinata, caccia alla volpe. Giovanni Verga. Come mai? Allora, arriva da un bozzetto teatrale di Verga in due atti che si intitola Caccia alla volpe, poi in realtà sono 2 perché c'è Caccia alla volpe e Caccia al lupo, l'altra se non ricordo male. Beh, allora fondamentalmente io avevo la necessità di trovare qualcosa di Verga, perché, tu l'hai letto poi, perché c'è tanta roba lì dentro, cioè trasportata fuori, trasportata anni luce lontana da Giovanni Verga ovviamente, a livello di anni proprio e di impostazione, di struttura, però lì dentro c'è Verga, anche perché a me mi ha formato in qualche modo Verga, perché per il suo lavoro sulla lingua, su cosa raccontava, di chi parlava quando scriveva Verga, quindi avevo la necessità proprio ho detto io L'Esergo voglio trovare qualcosa di Verga. Quindi sono impazzito ovviamente, perché generalmente quando tu cerchi un esergo, quando scrivi un libro, non lo cerchi di un autore preciso, cerchi qualcosa che ricordi il libro, no? E quindi io mi sono riletto i libri diversi libri di Verga. A un certo punto, io non l'avevo mai letto il bozzetto Caccia alla volpe. Vado su internet e inizio a guardarmi le cose di Verga, tant'è che un bozzetto di Verga, il bozzetto di Verga non è la cosa più famosa di Verga. A un certo punto, cercando su internet, leggo Giovanni Verga, Caccia alla volpe. Ho detto, guarda, che ovviamente come vedete la copertina, poi chiaramente ne parleremo, c'entra la volpe. E quindi ho detto, no, aspetta un attimo. E sono andato dentro, mi sono letto tutto il bozzetto e c'era questa frase che era perfetta, poi alla fine. In realtà, ti dico anche questa curiosità, la frase che lui dice non è riferita alla volpe, è riferito ad un cavallo, perché loro arrivano, fanno la caccia alla volpe con questo cavallo, ci impiegano, il cavallo si azzoppa, e quindi la bestia... È una conseguenza. Esatto. Quindi
l'aver rovinato è riferito al cavallo, però sì, con il gioco del titolo sotto sembra che è stata rovinata la volpe, la povera bestia della volpe. Quindi era questo, fondamentalmente avevo proprio la necessità di trovare ci ho impiegato tantissimo ovviamente a trovarlo. Più di scrivere? No, vabbè, no, quello no. Quello no, anzi. Passo a te la parola per descrivere e parlare di questo romanzo, perché non voglio fare danni, perché veramente non è un romanzo comune e si rischia di rovinarlo parlandone male o anche ingenuamente, quindi lascio all'autore tutta questa responsabilità di farlo. Arrivato ad un certo punto leggo, sparato dentro i trick-track. Fantastico. Trovato Capuana, perché Capuana l'abbiamo letto questa mattina al Casa Museo Luigi Capuana. Lui ha ambientato parte delle sue opere a Mineo e in una relazione, perché Capuana è stato anche sindaco di Mineo, in una sua relazione parla di Mineo e del popolo, del suo popolo, e lo descrive in un modo universale, perché ancora oggi ci stupiamo, ma ci riconosciamo in quello che lui aveva scritto nel fine Ottocento. E tra queste cose parla proprio dei trick-track, cioè come il nostro carattere è così, i trick-track di Mineo per l'appunto. Perché magari prendiamo fuoco immediatamente, facciamo solo chiasso e poi tutto quanto finisce lì. Non ci trasciniamo nulla. Tra le altre cose, e l'ho ritrovato qui, il fatto che per noi non c'è futuro. Nel senso, il futuro non esiste, ma neanche nella lingua siciliana esiste il futuro. Noi non coniughiamo i verbi al futuro. Quindi il ritrovare questi riferimenti che in qualche modo hanno a che fare con il verismo mi hanno ulteriormente coinvolto e appunto stupito. E questo è un piccolo particolare, ma tu Luigi Capuana lo conosci? Hai mai letto qualcosa di lui, visto che sei appassionato di Verga? Sì, però lo conosco molto poco, devo essere sincero. Ho letto qualcosa tanti anni fa, tra l'altro in occasione del mio viaggio in Sicilia di 15 anni fa, quindi onestamente non lo conosco molto bene, lo conosco poco, però ho un'infarinatura. E un'altra frase è: qui tutti chiedono ma non dicono. Siamo noi, no? Quella curiosità, ma non si dice, però a gesti magari si comunica. Partiamo dalla struttura. Io ti do le imbeccate e poi tu ti muovi liberamente, così io non spoilerò nulla. La struttura, da cosa nasce? Ok, allora, cioè che tra l'altro ti dico che anche per me è molto difficile, perché anch'io devo stare attentissimo a non... Cioè questa cosa succede perché è un libro molto corto, esatto, è un libro molto corto perché è una novella fondamentalmente, che lascia aperte tante chiavi di lettura, perché la mia intenzione era quella, era lasciare aperte diverse chiavi di lettura, quindi è difficile parlarne, grazie. È difficile parlarne, bisogna stare molto attenti. L'altra cosa per cui è difficile parlarne è perché io ho strutturato il libro al contrario. Ora spiego che cosa significa. Praticamente sono 3 quaderni che questa voce narrante scrive durante un certo periodo della sua vita, un periodo particolare, che è compreso tra circa un anno e mezzo, e all'inizio del libro c'è un'avvertenza per il lettore, magari la leggo perché tanto sono 2 righe, giusto per farvi capire che cosa intendo. All'inizio del libro c'è questa avvertenza che è: hai tra le mani dei quaderni, non sai se li hai trovati o se ti sono stati donati, non sai da chi sono stati scritti,
contengono dei segreti che decidi di leggere partendo dalla fine. Quindi c'è questa avvertenza buffa al lettore, perché è un lettore strano quello che trova questi quaderni. C'è qualcuno che trova dei quaderni da qualche parte, non si sa dove li trova, non sa chi l'ha scritti, quindi non sono nominati, non sono firmati, e oltretutto questo lettore decide di leggerli a caso, partendo dalla fine, tant'è che nella Raggia sono questi 3 quaderni. Il primo è il secondo quaderno, poi in mezzo c'è il primo quaderno che lui scrive e in ultimo c'è il terzo quaderno che scrive. Oltretutto questi quaderni, che sono datati come in forma diario, le date sono al contrario, cioè quindi tu parti dalla fine a leggere, cioè che ne so, 25 gennaio, 24 gennaio, 23 gennaio, vanno a ritroso, è una novella scritta a ritroso, e questo ancora di più è difficile, perché adesso in 2 parole, cercando di spoilerare il meno possibile, vi spiego che cosa, un minimo di che cosa succede all'interno Si parte subito che viene commesso un delitto. Okay, lui scrive questi quaderni, quindi voce narrante in prima persona, che scrive questi quaderni perché ha la necessità di scrivere, ha la necessità di mettere su carta quello che scrive. Viene commesso un delitto, si sa immediatamente dopo pochissime pagine chi commette il delitto, quindi io non lo dico perché sennò veramente, cioè, già vi ho dato... Viene commesso un delitto, si sa chi commette il delitto, e tutto il lavoro che ho fatto a ritroso è il perché questa figura, questa persona commette questo delitto. Quindi è il contrario del noir. Il noir è si parte e si cerca di scoprire, alla fine arriva magari anche il delitto, viene commesso subito, ma si cerca di capire chi arrivi alla fine cercando di capire. È stato il maggiordomo, la solita cosa. In questo caso invece si sa chi viene commesso, si sa chi è stato, e quello che faccio io attraverso la sua scrittura è di raccontare perché lui è arrivato a questa cosa e questa persona è arrivata a questa cosa. Oltretutto la scrittura che lui utilizza, questa voce narrante, che è questo ragazzo che vive in un paesaggio lunare, perché in realtà non do mai delle coordinate precise di dove si trova. Quello che do è che lui vive in un bosco che è a pochi chilometri da un paesino molto piccolo di 4 gatti, perché lo dice, che c'è un'oasi e che questo bosco è attraversato da un fiume, ma non do mai delle coordinate precise sul dove è. Tant'è che la Raggia, la forma dialettale della Raggia è rabbia in tutto il meridione, cioè non è solo in Sicilia o solo a Napoli o solo in Campania o solo in Puglia. In tutte le regioni del meridione si dice Raggia, quando in forma dialettale, magari non in tutti i posti, non in tutte le parti, e questa cosa chiaramente mi è arrivata da mia nonna materna, che era napoletana, e io e lei avevamo un rapporto particolare. Siamo stati insieme tanto perché comunque stavo spesso da lei, io e mio fratello stavamo spesso da lei perché i miei genitori lavoravano entrambi, quindi noi, finita la scuola, venivamo presi da nostra nonna, stavamo insieme a nostra nonna, eccetera eccetera. Quindi mi arriva da quella cosa. Il linguaggio che utilizza questo ragazzo che vive in questo paesaggio lunare è un linguaggio scarno, è un linguaggio di qualcuno che è un semi-analfabeta. Questo ragazzo ha sempre vissuto dentro quel bosco con la sola figura del padre, perché la madre non esiste, è scomparsa prima che lui, dopo pochi anni che lui è nato, e quindi è andato a scuola pochissimo, ha una lingua acerba, molto acerba, si esprime in parte in dialetto, anche se non c'è il dialetto, ci sono solo degli sputi di forme dialettali qua e là, però il modo in cui lui scrive è un modo molto infantile, nonostante abbia un'età per poter scrivere in modo diverso. È fondamentalmente uno spacciato, è uno degli ultimi, e quindi io ho cercato di utilizzare la lingua degli ultimi, e sono andato a ritroso anche sulla lingua, perché
stato molto difficile questa cosa, perché mi sono dovuto ancorare ad un qualcosa che non avevo mai fatto, perché voi dovete immaginare che quando qualcuno scrive, quando qualcuno fa narrativa, quando qualcuno cerca di trasmettere qualcosa attraverso la scrittura, cerca di dare tanto della sua scrittura, come è giusto che sia, no? Devo farti vedere quanto scrivo bene, no? Perché è quello poi può essere da Verga a Don DeLillo, che hanno due stili completamente diversi, sono due mondi completamente separati, però quello che tentano di fare, che sia post-contemporaneo, che sia verismo, che sia il romanzo rosa, quello che si tenta di fare è dire scrivo bene e tu devi essere catturato da quello che io sto scrivendo, devi entrare dentro il mio libro. Quello che ho fatto io è un passaggio al contrario, sono andato per annullamento, perché dovevo parlare con la lingua di un ultimo, di un semi-analfabeta che non sa scrivere, quindi vi dovete immaginare che io scrivevo le frasi e poi mi fermavo e mi mettevo a pensare, ok, questa cosa lui non la dire, questo verbo lui lo sbaglia, non può dirlo come l'ho detto io, quindi avevo questa cosa che scrivevo perché dovevo tirare fuori quello che dovevo scrivere e poi tornavo indietro e sbagliavo apposta quello che lui... sì, esatto, lo scorreggevo fondamentalmente. Ed è stato un lavoro molto difficile da fare, però questo mi ha portato poi alla fine a creare una lingua vera, immagino, cioè quantomeno quello che ho sentito fino adesso quando è uscito il libro, che quello che si nota è che questa lingua cruda acchiappa il lettore perché lo porta realmente nel corpo di quel tipo di personaggio che è poi. Sono dei cristalli, vediamo che cosa riesco a rompere. Parliamo del protagonista, un elenco di caratteristiche: senso di colpa, frustrazione, rabbia, solitudine, sono tutti ingredienti che inducono il protagonista a un cammino. Questo cammino, a mio avviso, è un cammino di consapevolezza o di autodeterminazione. Sei d'accordo? Sì, in realtà sì. La prima cosa che mi è venuta in mente quando tu hai finito di dire questa frase è stata, ecco una chiave di lettura. Perché in realtà, come immagino tu abbia capito, lascio aperte tantissime porte lì dentro, sia su come sono andati dei fatti, che lascio completamente aperti e quindi il lettore può immaginare che oppure che, sia sulla voce narrante, che è la voce che riempie poi questo mondo lunare che descrivo nel libro. E io sono partito dalla convinzione che dovevo creare innanzitutto, come ho detto prima, uno spacciato, cioè una persona che non aveva più nessun tipo di speranza, ok? Tant'è che qui dentro tutte le pagine non ce n'è di speranza, cioè non arriva mai un briciolo di speranza e lui non desidera la speranza, lui è un disilluso, accetta completamente la condizione in cui si sta trovando all'interno di tutta la narrazione, dalla prima pagina all'ultima pagina, a ritroso oppure in avanti. Lui accetta quello che è successo, accetta quello che succederà, accetta quello che è e soprattutto accetta quello che è sempre stato, che era quello che io volevo. L'altra cosa che volevo, che chiaramente poi è quella che ha dato il titolo al libro, era fare un lavoro sulla rabbia, che non è la rabbia dello stomaco, è la rabbia tramandata, è la rabbia atavica, è la rabbia antica, è la rabbia delle radici, quella che esce fuori all'interno del mio libro. È quel tipo di rabbia che non controlli,
Io ho imparato questa cosa nel corso degli anni, anche perché avendo una moglie psicologa e stando con lei da tanti anni, abbiamo parlato molto delle emozioni, cioè potete immaginare, cioè ogni volta che vado da lei diventa praticamente, tant'è che a volte dico, ma basta, cioè, puoi parlarmi da moglie per favore, poi lei tenta, poi in realtà un po' fatica pure a farla questa cosa, ma giustamente, perché mi vuole bene. E quindi abbiamo parlato tanto delle emozioni e una cosa che ho imparato è che una cosa fondamentale e bellissima è che la rabbia non è sempre il male, non è che essere arrabbiati significa fare del male, ok? O farsi del male. Sì, lo significa anche, ovviamente, perché la rabbia comunque è anche un sentimento che sfocia poi in qualcosa di terribile a volte, no? Però la rabbia è anche ciò che ti manda avanti, che ti fa funzionare la tua energia, perché quando sei arrabbiato sei anche voglioso di fare qualcosa, è dove canalizzi la rabbia alla fine che è importante. Se canalizzi la rabbia o non sai o non la conosci o ti fai schiacciare, la fai diventare il tuo demone, il tuo mostro, allora a quel punto la rabbia diventa un'arma, diventa qualcosa di pericoloso. Se invece poi in realtà la tua rabbia, quell'istinto di lo canalizzi nel punto giusto, in realtà è un bene, perché ti fa correre, ti fa realizzare, ti fa essere potente in quello di positivo che vuoi fare. Quindi io ho imparato questa cosa. Quello che volevo invece fare nel libro era l'altra faccia della rabbia, è il non conoscere la rabbia, è il non saper gestire la rabbia, è la rabbia che viene tramandata e che ce l'hai addosso per ciò che hai vissuto, proprio per l'eredità. Nel mio romanzo, questa è una cosa che posso dire, spero, nel mio romanzo il protagonista, vi ho detto prima, vive in questa baracca nel bosco insieme solo al padre, e il padre è un violento, è un ignorante, è un violento, è uno che non ha studiato, è uno che firma con la X, per farvi capire. Non ha mai studiato, soprattutto, che questo poi non necessariamente lo fa diventare un mostro, anzi, quello che lo fa diventare un mostro è una persona violenta, è una persona che non ha mai voluto avere un figlio e se lo ritrova senza una moglie, senza una mamma, e se lo ritrova di fianco tutti i giorni della sua vita. Ed è un rabbioso, è un iracondo. Provate a immaginare un bambino che diventa adulto con una figura di riferimento del genere, un padre che ti insegna con le botte, gli schiaffi, i pugni a vivere la tua vita. Quindi lui non ha questo mostro dentro che lo divora completamente, e nel mio libro, ad un certo punto del libro, lui la accetta questa cosa, accetta di essere mangiato da quel male, dalla rabbia, non se lo chiede neanche più, cioè sa che lui non è più lui, ma è la sua rabbia, è il mostro che lo sta governando, che lo sta mangiando da dentro. Non è proprio una cosa felicissima, però alla fine il libro è questo. E non so se sono riuscito a rispondere alla tua domanda. Ci avviamo alla conclusione e volevo leggere pagina 76, 1 giugno. Parla appunto il protagonista. Non spoilerò niente perché alla fine è soltanto quello che tu hai detto all'inizio, ma giusto per conoscere anche la lingua che usi per scrivere questo romanzo. Mi sono comprato questo quaderno con i quadretti per scriverci sopra i pensieri. Non lo so perché mi è venuta la voglia, forse per parlare con qualcuno che non è mio padre, che manco mi parla, e le poche volte che lo fa pare che sta facendo uno sforzo per non menarmi, quando non mi mena per davvero. Forse scrivo per smettere di parlare con mia madre, che non c'è più, e così la smetto di chiederle senza che mi risponde mai. Non so cosa ci voglio buttare qui sopra. Forse scrivere di quello che faccio anche se non faccio niente dalla mattina alla sera, a parte prendermi le botte da mio padre che non parla e manco scrive. Invece a me me l'ha insegnato la scuola, fino a che ci sono andato
pure che non è stato per molto. Solo questo mi interessa, sapere scrivere un poco, leggere qualcosa e parlare con qualcuno che mi capisce, pure se è un foglio coi quadretti di un quaderno. Sei bravo, grazie. Molto bravo. Mi sono incespicato da qualche parte. No, era molto bello. A me è piaciuto perché tante scene sono crude, ma si vedono, si percepiscono, a tratti si vivono pure. In alcune pagine ho provato anche fastidio, però non è un fastidio di quello, dico vabbè chiudo, basta, mi sta mettendo ansia, mi sta mettendo di cattivo umore, è quello che dici tu, la raggia non è tutta negativa, perché è anche quella che ci fa reagire a determinate situazioni, a quelle che poi risultano essere importanti nella vita, perché se la rabbia sfocia soltanto nella violenza o sfocia soltanto nel voltare le spalle a qualunque tipo di problema o di difficoltà, quella sì non dà nulla, è erbaccia che cresce così agli angoli della strada. Poi invece a me ha dato quel senso di rabbia, perché un senso di rabbia che non saprei nemmeno definirla, che mi ha portato a voler scoprire, e siccome c'è questa cosa di non avere un ordine, questa rabbia mi ha portato a unire tutti i tasselli, che alcuni sono editi perché ce li offri tu, altri nascono dal mettere insieme questi tasselli, e alla fine della lettura mi sono ricostruito la mia raggia, che credo non sia più quella di Mattia. La cosa delle chiavi di lettura. Sì, poi cosa succede? È bello anche da vedere, perché io l'ho letto dal PDF, e inizialmente, quello che mi hai mandato tu, e inizialmente vedevo dei tagli. Ho detto, ok, questa sarà la bozza, perché un altro libro che ho presentato era ancora una bozza, e quindi c'erano delle correzioni, delle cose, che è stata anche un'esperienza interessante pure quella, perché non mi era mai capitato di vedere delle correzioni su di un libro. Poi man mano ho detto, ah ok, questo fa parte del lavoro, e quindi diventa bello anche da vedere, non soltanto da leggere. Penso che non capiti a tutti i libri. Mi ha fatto pensare ad Alessandro Baricco, con ad esempio Novecento oppure L'Oceano Mare, dove è una scrittura arrivata a un certo punto, in alcune pagine ci sono spazi bianchi o un rigo non inizia sul dorso ma spostato verso l'interno e così via, non c'è una giustificazione perfetta, quindi questi lavori diventano veramente belli poi anche a vedersi, perché alcune pagine, ve ne faccio vedere qualcuna, è fatto soltanto da 2 righe. E il bianco lo dobbiamo riempire noi. O ci mettiamo un'immagine, ci facciamo un disegno, oppure aggiungiamo noi anche solo mentalmente. Questa è stata una bella scoperta per me, una chiacchierata che potrebbe anche continuare senza piaggeria, come si suol dire, però dobbiamo scoprire un altro lavoro che è altrettanto interessante. Mattia partorisce cose che poi muoiono, ma solo all'inizio hanno un senso logico, poi questa logica viene sconvolta e viene poi affidata agli altri. Questo secondo me è un gesto di generosità, perché si può essere anche gelosi del proprio lavoro. Tu sei stato eccessivamente generoso e altruista, e lo sei anche con la rivista Eterna. Ora io ti ringrazio per questo lavoro, facciamo una piccola pausa, così magari se qualcuno è interessato a prendere il libro lo può fare, ci riposiamo 5 minuti appena,
e vi presenteremo la rivista Eterna. Grazie per l'attenzione. Grazie. Quindi questa è l'ultima presentazione della serata e del festival. Quindi lascio il posto a Loris Rizzo, un bravissimo fotografo. Come ho detto poc'anzi, ho conosciuto Mattia grazie a lui. Noi ci siamo conosciuti a Catania presso l'Accademia di Belle Arti e ho sempre riconosciuto in lui una persona interessante che ha una cultura piuttosto vasta, è un fotografo sensibile. Il fatto che abbia creato questo sodalizio artistico con Mattia, ascoltando Mattia e leggendo Mattia, la cosa non mi ha sorpreso, no? È un piacere che vi siate ritrovati a Berlino. Mi dispiace che certe risorse vadano via, però resta comunque un vincolo, e il fatto di essere disponibili, di ritornare e di continuare a sentirsi parte di questa terra è sempre una cosa essenziale e importante. Quindi lascio il posto a Loris che dialogherà con Mattia e ci aiuteranno a scoprire questa rivista piuttosto singolare, questa rivista letteraria piuttosto singolare. Ringrazio Luca per l'invito, per averci invitati, per questa bellissima presentazione pure. E sono contentissimo di essere qui, di presentare Eterna qua, perché Mineo era uno dei posti che frequentavo prima di partire, di lasciare l'Italia. Sono venuto un paio di volte grazie a Luca, che è stata uno degli incontri più produttivi, proficui che ho avuto qui a Catania, che mi ha insegnato tanto all'Accademia, con cui abbiamo condiviso parecchie cose a fondo culturale, diciamo. E quindi sono contentissimo di essere qui, anche perché si può stare fuori quanto si vuole, però terra chiama sempre, e quindi è emotivamente forte presentare la rivista qui. Allora, magari posso fare così, inizio a presentare più o meno, che un pezzettino ve l'ho già detto anche prima quando stavo parlando di me, e tant'è che vi ho detto di Loris, quindi non sto a ridirvi come ci siamo conosciuti a Berlino. Lui ha iniziato un pochino sia con Janez, la prima rivista, che poi ha fatto dei laboratori di fotografia con me, e tant'è che poi quando siamo arrivati a dover realizzare rivista, quando mi è venuta l'idea di creare questa rivista letteraria, la prima cosa che ho pensato è stata che non volevo, spesso le riviste letterarie italiane sono illustrate, ok? Le riviste che raccolgono narrativa, quindi sotto forma racconto, sono illustrate, quindi ci sono illustratori. L'idea che avevo io immediatamente era quella di, invece di fare un lavoro fotografico sulla rivista, ed è ovvio che la prima persona a cui ho pensato, e l'unica poi in realtà, è stato Loris, ed ho pensato a lui, così almeno rimango aderente a lui prima di dirvi com'è strutturata. L'ho pensato perché, come ha detto giustamente Luca prima, Loris è super eclettico nel suo... Allora, prima eravamo sopra, ci hanno portato a vedere il panorama che si vede da qui sopra, e Loris mi fa a me, a Gegia e a sua moglie, esatto, e vi faccio una foto, dai, vi faccio la foto del giorno. Io ho detto, come la foto del giorno? Lui praticamente apre un sacchettino come un beauty, tira fuori sta macchina fotografica assurda, ci scatta la foto, che è una Fuji Insta. Sì, è come una Polaroid, però al formato della carta da visita. Esce, sbuca fuori immediatamente questa foto, e lui mi racconta lì in quel momento, e fa no, perché io sono dal 2017 che ogni giorno dal 2017 lui fa una foto, che è la foto del giorno, quindi immaginatevi quante foto. È super eclettico nel modo che ha di immaginare la fotografia.
Quindi la mia rivista, che io già partivo con l'idea che doveva essere una rivista eclettica, partendo dal principio, dalla base della rivista, ovvero, al contrario delle altre riviste, doveva essere una rivista che moriva. Tant'è che Eterna si chiama, il sottotitolo di Eterna è una rivista destinata a morire, perché siamo partiti con l'idea che in 3 numeri massimo muore la rivista. Quindi ero già partito dall'idea di una rivista particolare, dall'idea che volevo illustrarla con la fotografia e non con il disegno, e quindi mi è venuto facilissimo immaginare Loris, perché sapevo che avrebbe trovato qualcosa di particolare, tant'è che poi l'ha trovato e tra poco me ne parlerà. Eterna, oltre ad essere una rivista destinata a morire, è una rivista che compie il ciclo della vita, però al contrario, io ho questa cosa del contrario, non so per quale motivo, tutte le ultime mie 2 cose sono così praticamente, però al contrario perché il primo numero percorre il ciclo della vita, però il primo numero è la morte, ok? Quindi la call artist che abbiamo fatto per ricevere i racconti era la morte, quindi la gente doveva scrivere un racconto che ricordasse, che prendesse come spunto la morte. La seconda call, che è quella che vi ho detto prima, che stiamo chiudendo adesso e che abbiamo ricevuto i racconti, che tra l'altro lei parteciperà, è uno dei racconti che hanno vinto, quindi sarà sul secondo numero, è il destino. E poi l'ultimo, quindi si va a ritroso, l'ultimo adesso non lo voglio dire, ho un'idea, però non la dico perché la svelerò poi dopo quando lanceremo la call. E sono 7 racconti all'interno, cioè vengono scelti solo 7 racconti. E il primo numero è stato molto, cioè dico 2 cose ancora e poi dopo passo su come è strutturato, poi passo la parola anche a Loris. Il primo numero è stato molto produttivo perché abbiamo ricevuto con una rivista neonata che ha base a Berlino, quindi che tutta la comunicazione parte da Berlino verso l'Italia, perché poi è in italiano, i racconti sono in italiano. Abbiamo ricevuto 150 racconti, sono tanti, sono veramente tanti per le riviste letterarie italiane. E su 150 racconti abbiamo dovuto sceglierne solo 7. Che sono molto belli. Dopo magari vi dico 2 cose sui racconti, su come e soprattutto, perché è bello quello, su come abbiamo lavorato sulla scelta dei racconti. Però l'altra cosa importante della rivista, che c'è all'interno della rivista, che non volevo che fosse solamente una rivista letteraria che raccogliesse 7 racconti con il tema la morte. Volevo che avesse anche un progetto fotografico all'interno, quindi non solamente che io chiamavo Loris, gli dicevo quello che potevo fare di solito, la cosa più semplice che potevo fare era scrivere a Loris: oh, ti piace questa cosa? La vogliamo fare insieme? Ok, dai, ad ogni racconto mi scegli una foto, ok? Oppure addirittura, perché c'è gente che lo fa, bella, mi dai il tuo portfolio, mi fai vedere delle robe, io me le vado a prendere e le metto sui racconti. No, in realtà io ho chiesto a Loris di pensare ad un progetto che fosse legato alla morte e quindi alla rivista. Chiaramente gli ho chiesto anche, poi dopo parlando, ne abbiamo parlato, facciamo scambi, siamo partiti da un punto e siamo arrivati ad un altro. Però gli ho chiesto di pensare ad un qualcosa di preciso, che chiaramente si riferisse anche ai racconti, ma che fosse un progetto fotografico. E siamo arrivati a questo, che adesso vi spiegherà Loris. Allora, ho chiesto subito a Mattia di mandarmi una playlist, perché a parole mi ha detto farò questa rivista, si chiama Eterna, e il primo tema sarà la morte. Quindi avrebbe potuto esserci tutto e niente. E allora ho detto: descrivimi l'idea che hai in testa attraverso una playlist. Ho ascoltato questa playlist di 12 o 13 canzoni per settimane ininterrottamente, dopodiché sono arrivato alle prime idee e ho scartato da subito i ritratti, perché dovevano le foto accompagnare i racconti. Se ci fossero state delle persone avrebbero preso troppa attenzione. Volevo sin da subito delle foto che
aiutassero l'idea della rivista, che accompagnassero i racconti e l'idea che c'era dietro alla rivista, che dessero struttura, che fossero insomma, che l'accompagnassero senza disturbare, senza prendere troppo l'attenzione, senza rubare l'attenzione ai racconti. E quindi ho pensato ho trovato l'idea ho pensato di utilizzare i fiori e le piante, perché sono bellissimi i fiori, sono belli esattamente come le piante, ce ne sono, si può giocare su colori, insomma, sulla durata eccetera, e poi i fiori sono morti, cioè i fiori che regaliamo sono già morti senza esserlo ancora. E quindi questo senso di vita e morte allo stesso tempo mi piaceva cominciare da questo. Per i 7 racconti, quindi però avevo bisogno un po' di restringere il campo, perché insomma fotografare piante e fiori ha voglia, e avevo bisogno di restringere il campo, quindi ho pensato di partire dai vizi capitali, trovando il vizio da capitale da accompagnare al racconto stesso. Poi insomma un po' cambiata a seconda dei fiori quali mi piacevano di più, però quello che c'è in ogni foto, e sono 7 che accompagnano i racconti, e tutte e 7 sono state fatte in studio, perché volevo controllo totale della luce e perché in studio non esiste il tempo, perché la luce non cambia, e quindi volevo crearmi questa dimensione parallela che solo lo studio dà per le foto che accompagnano i racconti. E lì ho giocato col tempo, perché sono state fotografate con delle tecniche con cui ho dilatato il tempo delle fotografie, ho utilizzato delle tecniche, cioè non ho semplicemente scattato con delle luci flash, perché mi interessava giocare e dare il senso del tempo anche al foto in studio per le 7 foto dei racconti. E poi ci sono altre 6 o 7 immagini che accompagnano, che fanno parte della rivista, che però sono slegate dai racconti, e anche quelle sono giocate col tempo. E quindi la morte c'è in un certo senso, c'è più che altro il tempo e la vita, e insomma che poi siamo qui, ma la morte ce l'abbiamo addosso, insomma, senza essere tragici, però ci fa parte della vita stessa. Tanto siamo partiti da quello prima, dal libro prima, a parlare di disperazione, quindi possiamo andare avanti. No, ti volevo dire un'altra cosa. Un'altra cosa molto bella che hai fatto è che ogni foto, oltre a cambiarla, i 7 peccati capitali, però ogni foto che hai fatto ha una tecnica diversa, tant'è che alcune foto sono in negativo. Quello, anche se puoi dire 2 cose anche su quello, perché quello è una parte molto interessante. Sì, le 7 foto che accompagnano i racconti sono state tutte fatte in studio con attrezzature, con macchine fotografiche digitali, però con delle tecniche di luce, di illuminazione diverse. Ho utilizzato una, per esempio, ho dipinto la luce, insomma ho giocato col tempo, però in uno studio. Le altre foto sono tutte fatte con tecniche diverse, c'è un collage di Polaroid, c'è una Polaroid, ci sono delle diapositive fatte, insomma tutte hanno una data pure, e altre sono delle fototessere che ho fatto dei fiori morti, e poi ci sono le slide. Sì, insomma è una scansione, c'è pure una scansione, perché ogni tecnica fotografica poi ha anche lì il senso non solo della riproducibilità, ma anche il senso del tempo. Una Polaroid che è unica e però limitata anche nel tempo, perché se sbiadisce, se la perdi, non esiste più, al di là del fatto che non si può replicare. E quindi mi interessava anche giocare su questa sensazione del tempo, vedere i colori di una diapositiva comunque ci riportano automaticamente o a un film o alle foto dei perme di quando ero bambino, e quindi anche il formato che si usa porta con sé il senso del tempo e quindi automaticamente della vita e della morte. Esatto, quindi provate a immaginare che quando lui mi ha detto guarda, si potrebbe fare così, poi chiaramente non è partito immediatamente, cioè ci siamo arrivati un pochino, però l'idea lui ce l'aveva, era quella roba, no? che aveva addosso, e provate a immaginare, per me era perfetto per la rivista che volevo.
E vi volevo dire, giusto veramente in 3 parole, perché penso sia interessante per il progetto stesso, come abbiamo lavorato. In Eterna c'è un comitato di valutazione che sono nel primo numero erano 14, di cui tra l'altro fa parte anche Loris, quindi non è perché Loris è fotografo e doveva occuparsi della parte fotografica, si occupava, cioè quello che volevo io era tirare in mezzo tutti dentro quella cosa, quindi Loris ha votato, anche lui si è letto tutti i 150 racconti che sono arrivati, li ha votati e il suo voto valeva come quello degli altri, che erano però gente che legge, eccetera, che adesso vi racconto. Sono 14 persone nel comitato di valutazione, ovvero coloro che sceglievano i loro 7, che sono persone che io ho scelto tra chiaramente persone che io conoscevo, la maggior parte sono a Berlino, però c'era anche gente sparsa a Dublino, da qualche altra parte, in Portogallo, in Italia, gente che ama o scrivere o leggere. Poi c'è un comitato di editing, un gruppo editing, che sono 6 persone. Il gruppo editing si occupava, ognuno di loro, di correggere, di fare l'editing dei racconti che gli venivano affidati. Quindi è successa questa cosa. Arrivano 150 racconti, il comitato di valutazione sceglie, quindi è molto democratica come cosa, non è che io sceglievo. Ognuno di loro, quindi 14 persone, sceglieva il 7 racconti che loro volevano, me li mandavano attraverso tutte le votazioni che erano arrivate di ogni 7 di ognuno, io facevo lo scrutinio, no? Praticamente, quindi quelli che avevano più voti vincevano. In quello di quest'anno è stato un po' più difficile perché c'erano più racconti raggruppati con gli stessi voti, è stato un po' più difficile, ma anche perché il tema destino è un po' più difficile da realizzare a livello narrativo. L'anno scorso in linea di massima non abbiamo avuto grandi problemi, sono usciti quei 7, quindi per farvi capire che comunque i 7 racconti che sono usciti sono nati e stati scelti da un gruppo di persone, non da una scelta singola che è la mia, perché è sempre quello che è la mia idea di quello che voglio fare, anche con Yanez, che è la rivista, il magazine di approfondimento che ho con Mauro Mondello, di cui vi parlavo prima, è un qualcosa che fa molto gruppo, perché per me questa cosa è sempre stata molto importante nei progetti che ho, e quindi questa era un'altra cosa. In realtà sui racconti sono molto belli, abbiamo scelti noi, quindi ci piacciono. Sono 7 una particolarità è che, al contrario di magari tante riviste letterarie che hanno, giustamente, che hanno una linea, no? Quindi tendenzialmente i racconti che vengono scelti con una linea precisa. Quello che abbiamo fatto noi, che era l'idea mia base, infatti quando io ho parlato con il comitato di valutazione gli ho dato delle linee, gli ho detto non dobbiamo scegliere per forza racconti che sono simili tra loro, anche perché sarebbe stato difficile con 14 persone che hanno gusti letterari diversi, sarebbe stato impossibile. Quindi sono 7 racconti tutti molto diversi tra di loro, accomunati da questa cosa della morte, ovviamente, no? Quindi ognuno di loro ha parlato della morte in modo completamente diverso. Ci sono racconti che sono divertenti, anche tra virgolette, cioè il bello è stato quello di vedere come un autore percepisce la morte e poi la trasporta sulla narrativa, la trasporta in narrativa. E questo, cioè fondamentalmente Eterna è questa cosa, questa divisione tra la narrativa, il progetto fotografico e soprattutto la conclusione, no? L'altra cosa è che si chiama Eterna
perché in soli 3 numeri io decido che muore e non c'è niente che la fa, che può salvare la vita ad Eterna, perché l'ho detto prima di iniziarla Eterna, e però rimane eterna, rimarrà nell'eternità, perché è cartaceo, sarà nelle case delle persone che l'hanno comprata, per sempre probabilmente, perché i racconti poi quando sono sulla carta, ma anche non solo sulla carta, rimangono nell'eternità perché sono stati scritti, e quindi l'idea era quella di chiamarla eterna, perché in realtà nonostante morisse rimaneva eterna. Io, se vuoi, magari non so, se vuoi sapere qualcos'altro. Magari il pubblico. Oh sì, se avete domande voi, sono qui, altrimenti ringrazio io innanzitutto, ma immagino che ringrazio Loris, soprattutto, al di là di tutto, perché per Eterna e per le altre cose ho già ringraziato migliaia di volte probabilmente, però lo ringrazio soprattutto perché per avermi fatto venire qua, cioè nel senso, provate ad immaginarvi un milanese che vive a Berlino da 10 anni e a un certo punto, grazie a Loris, perché è stato Loris poi a indicarmi Luca, mi ritrovo qua. Cioè, Allora diciamo che ringraziamo Luca perché è stata partita da Luca l'idea. Esatto. Io ho chiesto se sì, no, ci e poi interessava presentarla qui. Esatto, e poi chiaramente Luca, cioè, non c'è neanche bisogno di dire perché lo voglio ringraziare. E poi voi che siete stati qua ad ascoltare me, che sono un signor nessuno, e avete ascoltato la mia storia, quindi grazie. Grazie.